Cosa significa linee di minor resistenza? Significa che la mente, esattamente come l'energia nell'universo, cerca di utilizzare il minor quantitativo di energia possibile. Il compito primario del cervello biologico è preservare la vita, non farti evolvere, non farti cambiare, preservare la vita. E pertanto usa quello che conosce, quello che ha già funzionato, quello che ha registrato come sicuro. Ecco perché è così difficile cambiare, non è mancanza di volontà, non è pigrizia, è il tuo cervello che sta facendo esattamente quello per cui è stato progettato: mantenere l'omeostasi, restare nel territorio conosciuto. Se un certo comportamento ti ha salvato la vita o anche solo ti ha garantito l'amore dei caregiver, dei genitori, perché mai dovrebbe sostituirlo con qualcosa di completamente ignoto? E qui arriviamo al punto importante, cruciale, difficile. Questi comportamenti, queste linee di minor resistenza, non le hai scelte tu consapevolmente, te le hanno trasmesse.